possiamo non parlare del rapporto con Pirandello. Allora, per esempio, nelle cronache dell'epoca, quando lei è tornata dal premio Nobel, quindi questa scrittrice che non è vero sia stata così pescata all'ultimo momento, perché Grazia Deledda era stata candidata al premio Nobel più di 10 volte, quindi diciamo che il suo nome circolava da tanto, e lei stessa a un certo punto in una lettera al marito, quando lei era qui a Nuoro in Sardegna durante le vacanze, i primi anni del Novecento, tornava in Sardegna con i bambini, e a un certo punto in una lettera dice: sai, mi hanno detto che quel premio di cui tu sai quest'anno non andrà a me, ma sarà per la prossima volta. E stiamo parlando dell'inizio del Novecento, 1903-1904, quindi lei non è vero che sia stata tirata fuori dal cappello come un coniglio così strano, era ben conosciuta. Comunque torna in Italia e ovviamente in uno di questi ricevimenti letterari fatti in suo onore, la cronaca dell'epoca registra questo fatto, che tutti si sono alzati all'ingresso della scrittrice, come si fa per complimentarsi con lei. L'unico seduto, rimasto tale in fondo alla sala, fu Pirandello. Pirandello aveva un rapporto molto difficile con le donne, lui stesso lo ammette, e poi con un femminile forte come Grazia Deledda possiamo capire, tant'è che uscì un romanzo dal titolo Suo marito. Già il titolo Suo marito individua una persona, il marito di chi? Di una scrittrice. Questa del romanzo di Pirandello è una scrittrice provinciale che arriva da Taranto, quindi non la fa arrivare dalla Sardegna ma da Taranto, e praticamente leggendo il romanzo capisci benissimo che dietro i due protagonisti, del marito e della scrittrice, ci sta Palmiro Madesani e Grazia Deledda. Palmiro Madesani, che è un po' lo zimbello di questa scrittrice, che è una scrittrice, ripeto, provinciale, che crede di essere chissà chi, che fa fatica a entrare, è goffa e rozza, che fa fatica a entrare nel mondo letterario raffinato romano, però poi il romanzo secondo me racconta un'altra cosa, perché alla fine questa scrittrice ribalta tutta la situazione, non solo diventa l'amante dello scrittore più famoso, ma poi lascia pure lui, lascia il marito, diventa una autonoma. Ma adesso fermiamoci alla persona del suo marito, cioè di come Pirandello denigra questo povero Madesani, che lui pubblicamente tra amici chiama Deleddo, per esempio. Nel romanzo non arriva a tanto. Quindi Grazia Deledda, come legge questo romanzo, che cosa fa? Glielo fa passare così semplice? No, lo minaccia, ovvero minaccia l'editore di fare una querela se il libro non viene cambiato o comunque ritirato. L'editore ritira il libro. Ma è proprio la figura del marito che viene irrisa, che viene ridicolizzata, e su quello lei, Grazia Deledda, non transige. Bene, il libro verrà soltanto dopo la morte di Pirandello e di Grazia Deledda ristampato cambiandogli il nome: Serafino Roccella Natto Boggiolo.